Meglio tardi che mai, lo avrebbe detto sicuramente l'ex parlamentare Giuliano Godino, storico agente marittimo del porto di Chioggia, scomparso a gennaio di quest'anno. Lo avrebbe detto leggendo l'articolo pubblicato sul Gazzettino di oggi, titolo Fino al porto in mare con un tunnel, a firma di Elisio Trevisan. Infatti, nell'articolo si riporta di un progetto della norvegese Norconsult per la realizzazione di un porto offshore a Venezia, per navi mercantili e passeggeri, che verrebbe poi collegato alla terraferma con un tunnel sottomarino percorso da treni elettrici. Sempre nell'articolo si cita anche il presidente del porto di Venezia dal 2008 al 2017, Paolo Costa, che per primo aveva sostenuto l'ipotesi di un porto offshore, in considerazione del fatto che la tendenza mondiale è di costruire navi mercantili sempre più grandi e che la laguna di Venezia, a causa delle paratoie del Mose, a seconda delle maree eccezionali tra virgolette, visto che ormai non sono più eccezionali, non permette l'accesso al porto di Venezia. Tutte criticità anticipate da decenni. Ed è proprio qui che citiamo il compianto Giuliano Godino. Un porto offshore non ha senso per la rottura di carico. Tradotto, il costo del trasferimento delle merci dal porto offshore alla terraferma tramite naviglio più piccolo comporterebbe costi tali da mettere da subito fuori mercato qualsiasi porto offshore. Quindi finalmente si è capito che serve un collegamento diretto con la terraferma e quindi ben venga un progetto relativamente futuristico, considerato che l'Eurotunnel che collega il Regno Unito con il continente è lungo 50 km ed è stato realizzato 30 anni fa. Domanda forse campanilistica: ma perché tale opera dovrebbe essere realizzata a Venezia? Punto di domanda. Ricordiamo che per un eventuale porto offshore una collocazione nelle vicinanze di Chioggia godrebbe di un maggior fondale e quindi la possibilità di attracco per navi più grandi. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Terminati ancora quest'inverno i lavori sulla pavimentazione del marciapiedi lato sud di Viale Veneto, finalmente stamattina si sono cominciati a piantumare gli alberelli nelle vasche lasciate libere come da progetto. Fino ad ora per sicurezza le vasche erano state occupate da New Jersey in modo che i passanti si accorgessero dello spazio vuoto ed evitassero di inciamparvi. Gli operai stamani hanno riempito, se non tutte, quasi tutte le vasche con questi alberelli che devono certamente attecchire e prendere forza, come tutti gli alberelli di nuova piantumazione. Ci vorrà un po' per vedere spuntare le prime foglie sulla chioma, ma certamente non appena cominceranno a prendere vigore, queste piante faranno bella mostra di sé. I nuovi alberi appartengono al patrimonio arboreo che il Comune sta provvedendo a collocare, le quali dovrebbero dare nuovo vigore al verde urbano, andandosi a caratterizzare con piante più giovani. Cominciati questa mattina i lavori di asfaltatura nello spiazzo antistante al mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, tra i due uffici, con la transenatura dell'area del cantiere interessata per prima, lato ovest, quella verso il centro storico quindi. Per il completamento dell'intervento sono stimate un paio di settimane. La circolazione sarà consentita a senso unico alternato ora sulla carreggiata ad est. Si è richiesto che lo spazio fosse lasciato libero dai mezzi e l'utenza, abituata a parcheggiare qui, avrà
avrà diritto al parcheggio gratuito all'Isola dell'Unione sugli stalli solitamente a pagamento al lato sud della strada. Si vedranno già dalle prossime ore tutte le possibili criticità di una viabilità ridotta in questo tratto dove si movimentano, a parte i mezzi di carico e scarico, tutta una serie di tir, autoarticolati, furgoni e camion frigo, i quali dovranno continuare ad accedere nell'area senza che si verifichino troppi problemi. Lo spazio di manovra ora si è ridotto notevolmente ed è indispensabile che nessuno vada a intralciare la circolazione con veicoli in sosta o in fermata. La limitazione di viabilità in questa specifica area rischia di essere molto impattante, soprattutto nelle ore in cui il mercato è attivo, in particolar modo nella fascia notturna. Notevole infatti il traffico in entrata e in uscita, diretto al mercato e alle attività di Punta Poli, dove anche i residenti devono avere comunque libertà di movimento. Il rischio è che si vada a intasare la circolazione nell'unica strada che dà accesso al mercato e al centro storico. Si tratta di un tratto di strada in cui la viabilità è complessa, integrata alla viabilità ordinaria e che va attenzionata maggiormente proprio per non causare pericolo e disagio. Si spera che la regolazione del traffico con impianto semaforico, con i movieri sia sufficiente. Preoccupa il traffico nelle ore notturne, quando l'impianto semaforico da solo potrebbe non esserlo. Questa mattina, tra i vari post di Facebook proposti, ne è apparso uno che ha destato curiosità e che potrebbe essere, in una prospettiva forse futuristica, un'idea per il lungomare di Sottomarina. Lo spunto viene dalle immagini del lungomare di Riccione, dal cui waterfront sono state eliminate le auto per dare maggior spazio a pedoni e biciclette, con aree dedicate alla sosta e al passeggio. Un parcheggio sotterraneo con 364 posti auto a coprire una superficie di 8.000 metri quadrati e 12.000 metri quadrati in superficie abbelliti da arredi urbani, soprattutto per i turisti, aperto 24 ore su 24, videosorvegliato, con posti riservati al coperto al costo di 20 euro giornalieri, un prezzo tra l'altro molto conveniente rispetto ai parcheggi a pagamento di Riccione. Le vetture tra l'altro godono di un'assicurazione per gli atti vandalici e per l'incendio ed è accessibile appunto ai clienti degli alberghi. Riccione e Sottomarina per molti versi sono simili, morfologia del terreno, strutture alberghiere fronte mare, lungomare, quindi perché non pensare a vedere il problema parcheggi, viabilità, vivibilità sotto uno stesso punto di vista, diverso da quello abituale, quello partendo dal sottosuolo appunto. Potrebbe essere una soluzione? Sicuramente potrebbe essere un'idea da valutare ed eventualmente sviluppare partendo dal concetto che talvolta si deve necessariamente cambiare punto di vista per poter trovare soluzioni alternative ai soliti problemi. Certamente i problemi viari di Sottomarina sono diversi, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita dalla città, cosa che vediamo tutti i fine settimana, e non è che tutto sia oro colato, va tutto studiato, approfondito, magari risolvendosi con un nulla di fatto. Ciò non toglie che aprire la possibilità a soluzioni inusuali può essere un punto di partenza verso nuovi orizzonti. In questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.